siamo all'Hotel Monaco, siamo ovviamente a Extraordinary Food and Wine con Fausto Brozzi. Fausto, veramente una 3 giorni che ha portato a Venezia le eccellenze nazionali proiettate anche a livello internazionale. Hai detto una cosa giusta, non siamo solo nazionali, ma ho appena finito di parlare con l'ambasciatrice del cibo italiano in Brasile, quindi che è qua con noi. Abbiamo veramente un parterre di persone incredibili, dai vari assessori del comune, adesso stanno facendo la convention. In questo momento è in corso un convegno, un punto proprio sul turismo ed enogastronomia, no? Mi hai visto, ho fatto il mio intervento, a differenza di altri, ci metto 3 minuti perché così capiscono tutti. Un po' critico, direi. Io non è che voglia fare sempre il demone della situazione, ma assolutamente l'analisi critica, razionale e logica devi farla. Guarda, io stamattina ho portato qui degli altri ospiti perché veramente sono venuto qui sabato e mi sono reso conto, perché tu me l'hai sempre detto, però sai, è un po' come San Tommaso, bisogna toccare con mano. Mi sono reso conto dei personaggi che ci sono qui oggi, dei produttori, dei prodotti che ci sono qui, che sono veramente unici. Io bazzico un po' il mondo del food and wine, però queste persone non le avevo viste, non le avevo conosciute, e quindi ti ringrazio innanzitutto di avermi invitato qui e di aver potuto in qualche modo raccontare queste storie. Un mio graditissimo ospite, lo sai. È bello raccontarle queste Poi abbiamo storie. avuto anche abbiamo fatto delle belle cose insieme che sono fantastiche e ne faremo altre. Per cui allora mi fa piacere intanto che, anche perché vedo, ho sentito così un po' anche quelle che sono le impressioni di questi espositori, che tutti dicevano ma noi non abbiamo mai visto una cosa del genere, non pensavamo ad una cosa del genere, ma è quello che io ho sempre tentato di fare. È chiaro che tutto questo comporta investimenti altissimi, tanto tempo, tanto tempo, con dei punti interrogativi. Grazie al cielo stiamo avendo un successo assolutamente inaspettato, cioè io me l'aspettavo, ma è ancora più di quello che mi aspettavo, quindi direi che insomma più di così, vuoi la location, vuoi i prodotti, vuoi perché c'è Brozzi. Tu sicuramente sei un personaggio tra i personaggi, quindi chiaramente dai valore a questa cosa, e vuol dire molto, perché si parlava prima con un altro esperto di, diciamo, marketing, comunicazione, metterci la faccia è importante. E io ce la metto sempre, e io avrai sempre la mia faccia davanti a tutto. Poi non è la solita organizzazione che organizza, no. Qui c'è Fausto Brozzi in persona che porta amici, persone che va a conoscere. Poi tu fai anche questo lavoro che secondo me bisognerebbe renderti merito proprio di andarle a scoprire queste cose, perché io ho trovato delle aziende, tra l'altro vicine tra virgolette a me, che non conoscevo, perché molte aziende sono delle eccellenze ma le tengono un po' chiuse tra le loro 4 mura. Infatti noi abbiamo ancora spazio per altre eccellenze che piano piano arriveremo poi dopo a portare anche loro. Abbiamo qualcosa come una trentina di espositori con 35 o 38 brand, se non sbaglio. Lo spazio è per 50 espositori, non uno di più, perché credo che 50 sia perfetto, e quindi ci adopereremo per arrivare ad avere anche questo. L'anno prossimo forse qualcun altro in più vorrà esserci, saremo costretti a dirgli di no. Permettimi di fare un'unica citazione, ma poi le faremo nel corso del servizio di tutti, ma ci sono gli amici da Bergamo che ci hanno portato quel banco di ostriche che secondo me è una cosa incredibile. Sono dei cari amici che ho conosciuto per caso e che hanno le 40 ostriche migliori al mondo. Ci siamo divertiti ieri, ci divertiremo anche oggi, le abbiamo provate col tartufo, le abbiamo provate con l'aceto balsamico, c'è un aceto balsamico meraviglioso. Queste sono le cose che altri non conoscono, che è giusto che le conoscono. Non possiamo altro che dire grazie a Fausto Brozzi, grazie di essere qui a Venezia, e ti aspettiamo in altre occasioni, perché poi tra arte e architettura tu non mancherai di portarci altre informazioni. Tu sai benissimo che, tra l'altro, guarda, parlando di arte, qua ad aprile, tra l'altro in un'altra location, giusto per non essere in periferia, di fianco al Ponte dei Sospiri nelle prigioni, non siamo in periferia, no? Ci sarà un'altra mostra che ho organizzato io con i più grandi fotografi del mondo. Quindi siamo al tris a questo punto, perché arte e design, fotografia, cibo. Sì, solo il meglio. Grazie. E poi grazie a te Luigi, che sei un caro amico.